La storia della nascita di Gesù bambino, per come la tradizione ce la tramanda, è forse la storia più bella che abbiamo mai ascoltato. In ogni parte del mondo, attraverso presepi viventi e non, attraverso spettacoli vari di attori, cantanti e cantastorie, in ogni scuola, in ogni città, in ogni chiesa, in ogni angolo si ripete tutti gli anni la magia del Natale. Questo, oltre al significato religioso, che può essere accettato o no, reca con sé comunque un importante messaggio di pace e amore, affidando alla comparsa sulla terra del Messia Gesù Cristo la possibilità di portare la salvezza all'uomo, che già allora, nell'anno zero, era purtroppo corrotto e avvizzito dalla ricerca di una felicità legata soltanto a fatti meramente materiali. Oggi, nella nostra società consumistica, corrotta da una globalizzazione imposta dal mercato dei beni troppo spesso inutili, il significato del Natale torna di grandissima importanza e va insegnato a tutti, particolarmente ai bambini, nella speranza che forse un giorno riescano a cambiare il mondo o quantomeno sperino di poterci riuscire. Signore che venisto per scodare lo punto delle conti e chi stoccare, che alle cristiane serve per sognare, uomini e donne, nobili e veggiani. Cantastorie sono, ca presente, venuto per contare per la storia che parla con signori e dirigenti e tutte l'anni torna alla memoria. Perché lo mondo è fatto dell'amore, ma pure d'odio e brutti pensieri. Ci sono cristiani begge come ciori, ma ce ne sono maligni come feri. E allora muti e fermi ora scudate, che io ho conto e vi canto. Non faccio se che oggi è bisciate, ma questa è la storia di un giorno santo. Piglia chitarra e pizzico di corde per fare un suono nostro siciliano. Che mano manca ci piglio l'accorde, mentre l'arpeggio lo fa la usamana. Per conto della notte prodigiosa, di quando tutto il mondo fu felice, con la mia testa artistica e curiosa scrissi sta storia. Scusate, che dici? Pastura, parurare lo bambino, la lontana manciatura,